Io sono qui al Festival di Seneghe, purtroppo con la pioggia, perché se abbiamo dovuto spostarci all'interno della biblioteca, che è molto bella tra l'altro, per presentare il libro di Valentina Neri, Voli inversi, che è un libro molto bello che Valentina mi ha chiamato a presentare insieme a lei. Devo dire che è stata un'esperienza molto bella perché il libro mi è piaciuto molto, è molto legato al femminile, molto vicino al mio sentire. Abbiamo letto insieme delle poesie e devo dire che il pubblico è stato generoso, si è molto emozionato, è stato un'esperienza molto bella, molto, molto calda e molto affettuosa, e anche tutto il clima del festival mi sembra che sia veramente nel suo piccolo, nel suo affascinante piccolo, sia veramente un bellissimo festival. E il paese è bellissimo. Purtroppo io faccio una toccata e fuga, non posso restare, però mi sarebbe piaciuto seguire tutto il festival. Valentina è una scrittrice giovane ma veramente emozionante. Devo dire che oggi abbiamo visto Lucciconi in sala e anch'io mi sono commossa. Sono molto onorata di questo invito che ho ricevuto quest'anno a Senega in occasione dell'uscita del mio libro Voli inversi. E devo dire che, essendo un'opera d'esordio praticamente, perlomeno nella poesia, l'accoglienza che ho avuto stamattina mi ha veramente commosso. Addirittura ci sono state delle persone che hanno detto in 15 anni questo è stato l'incontro più commovente che ci sia capitato, quindi mi ha molto emozionato. Il libro è diviso in sezioni, ci sono intanto ha una prefazione del poeta Davide Rondoni e una prefazione della professoressa Maria Teresa Marcialis. È un libro che si articola in 3 sezioni. Da una parte ci sono le fiabe rovesciate, delle storie inverse, storie di dive che si raccontano in qualche modo in versi, invertendo il senso dei valori, la ricerca, in qualche modo la ricerca del male, valorizzando quello che in ciascuno di noi è la ricerca del male. E poi ci sono dei ritratti di famiglia, ci sono molte poesie sociali in una delle silogi che si intitola Bestiario. È un lavoro che affronta la mia storia, perché comunque il poeta racconta e dice la sua verità, ma è anche un lavoro che è collocato nella contemporaneità.